Ricordo sempre quel fatto del 2020, non deve succedere, punto. Renzo Carraretto, sindaco di Casier, è sulla stessa linea del collega di Treviso Mario Conte. 520 migranti all'ex caserma Serena sono anche troppi. Andare oltre significherebbe rischiare tensioni e disordini, come nell'estate del Covid. Il tema dell'accoglienza diffusa sta convincendo sempre più comuni. A Casier la foresteria, voluta 20 anni fa dagli industriali in via Albigonzo per i lavoratori stranieri, ora passata al comune, continua a svolgere la sua funzione anche con i migranti. E abbiamo continuato a mantenere il stesso principio che c'era, quello di dare disponibilità per l'emergenza abitativa, di dare disponibilità a una parte anche delle aziende che continuino anche loro a usufruire di queste possibilità. Però insomma non è che Casier risolve, credo Treviso anche poco, dobbiamo insomma far massa su questa soluzione. Ma i numeri degli arrivi sono in continuo aumento e se la stima di quasi 1000 richiedenti asilo a settimana destinati al Veneto dovesse trasformarsi in realtà, lo sforzo delle amministrazioni pubbliche rischia di non bastare, tanto che Carraretto si appella ai cittadini. Che si mettono a disposizione, perché qualche volta ricordo che si è bravi a parlare in piazza per dire che bisogna aiutare, però io vorrei vedere anche nel mio studio qualcuno di questi che venga a dirmi: sindaco, ho disponibilità di un immobile, proviamo a dare una mano, ecco, perché è bello sempre discuterne, ma è bello trovare la soluzione.